Il macello comunale di Cormons, dopo 17 anni di servizio, potrebbe chiudere definitivamente. Il problema, la staticità dell'immobile, dopo che negli ultimi tempi sono apparse crepe e lesioni a carattere strutturale. L'amministrazione comunale, dopo il sopralluogo e la perizia tecnica rilevata, che rimarcava la sicurezza statica e sismica, ha deciso di chiudere lo stabile in attesa di sviluppi. Lo stesso forniva, fino allo stop, l'area del Friuli Orientale, la provincia di Gorizia e la zona del Carso Triestino. Da parte nostra siamo sempre impegnati assieme alla Regione di trovare una soluzione intanto per il macello di Prosecco, che sarà acquisito dal Comune di Trieste e verrà poi messo a disposizione come facente funzione di macello appunto pubblico. Su Cormons si stanno studiando tutte le soluzioni possibili. Stiamo cercando di creare un elenco di varie possibilità di macelli in regione che potrebbero ricevere questi capi da qui a un anno, proprio per tamponare questo periodo, e poi c'è anche eventualmente, si sta lavorando sulla possibilità di creare un macello mobile da poter tamponare questi mesi che ci servono fino a quando non apriamo Prosecco.